Ecco qua ragazzi, siamo in centro Cadore, in questo momento tra esattamente 3 minuti passerà il Giro d'Italia. Noi ne siamo davvero entusiasti. Il Giro è appena passato a Tagli di Cadore e adesso sta arrivando a Pieve. È tutto pronto, la piazza è bella piena. Anche il Tiziano è in rosa. Siamo pronti ad accogliere la carovana. Noi abbiamo preso il meglio. Abbiamo preso il meglio. Ecco, Ci siamo, ci siamo. Tirati via. Fra pochi secondi dovrebbero arrivare. Un minuto fa erano a Tai. sì? Matteo è pieno di informatori. Eccola qua la carovana. I primi 3 sono passati. Gli altri mettono i coglioni, le macchine. C'è già un bel distacco col gruppo. Il gruppo è già staccato. Sono i velocisti quelli, vero? I velocisti sono partiti. Dopo scendono sulla Cavalera, là deve essere bello. È vero? Dai, bello, bello. Vediamo se arriva il gruppo. Guarda quanti minuti gli è andato per dire. Come ha fatto la salita? Nel frattempo facciamo un po' di pubblicità al Gran Caffè Tiziano di Pieve di Cadore, www.grancaffetiziano.it per tutti gli eventi. Viva il Tiziano! Il gruppo si è perso, forse Secondo me sono non stati fermati o hanno sbagliato strada. A Taglia hanno tirato. Cioè a San Vito sono partiti, Commento tecnico a cura di Emanuele Scorza. Porca di quella miseria, sono partiti a San Vito e già 5 minuti di distacco. Sti ghezzi. Sti cazzi, come direbbe Carlo. La Carlina sarebbe arrivata prima. Ecco, ne approfittiamo allora anche per la pubblicità. Emanuelescorza.it, sponsor ufficiale di Nuovo Cadore. È sponsor ufficiale del Giro d'Italia, ragazzi, andate a vedere. Da oggi. Il gruppo si è perso, ragazzi. Bel stacco però. Più di minuti. Forse ci siamo. Eccoli, eccoli, il gruppo arriva.
questo era il Giro d'Italia a Pieve di Cadore. Alla prossima!